Dunque, io vorrei parlarvi di un autore legato alla storia dell'evoluzionismo, legato alla persona di Darwin, che è Thomas Henry Huxley. Thomas Henry Huxley è poco noto al grande pubblico, benché sia noto agli studiosi di teoria dell'evoluzione, agli studiosi di darwinismo, ma è stata una delle figure intellettuali di maggior rilievo nell'Inghilterra vittoriana della seconda metà dell'Ottocento. È stato definito il mastino di Darwin, il bulldog, che ha difeso le teorie darwiniane nelle polemiche accese, soprattutto con interlocutori della Chiesa anglicana, polemiche che sono state molto diffuse nella società, nella cultura inglese degli ultimi decenni dell'Ottocento. Qual è l'importanza di Huxley? È stato innanzitutto uno scienziato di prim'ordine, uno zoologo, ma non solo, è stato anche un biologo, uno zoologo, ma è stato anche un filosofo. Si è occupato di teoria della scienza, potremmo dire, di teoria della biologia, si è occupato anche di etica, ed è di questo che vorrei parlare. Anzitutto Huxley ha esteso la teoria evoluzionistica di Darwin all'uomo. Nel 1859 Darwin aveva pubblicato L'origine delle specie e 4 anni dopo, nel 1863, esce un testo di Huxley, Il posto dell'uomo nella natura, dove si estende esplicitamente la teoria dell'evoluzione anche alla specie umana, suscitando naturalmente reazioni molto forti e polemiche molto forti. Ma il testo di cui vorrei dare un breve profilo è un testo invece che è stato pubblicato al termine della vita di Huxley, nel 1894. Huxley morirà un anno dopo. Il titolo di questo testo, che raccoglie delle conferenze che Huxley aveva tenuto a Oxford, è Evoluzione ed etica, e il lettore italiano può fortunatamente trovarlo. È stato tradotto in italiano per l'editore Bollati Boringhieri ed è stato curato dal miglior specialista italiano di studi sull'evoluzionismo, sul darwinismo, che è Antonello La Vergata. Qual è il tema di evoluzione ed etica? Il tema è quello di come l'etica umana, le regole del comportamento umano possano iscriversi, e fino a che punto possano iscriversi nei principi che regolano l'evoluzione biologica delle specie. E quindi se nell'etica e nel comportamento umano si riflettano concetti come la selezione delle specie, la mutazione delle specie, la lotta per la sopravvivenza, la competizione e la sopravvivenza del più adatto. Ora, Huxley polemizza con quello che è stato poi definito darwinismo sociale. Il darwinismo sociale in realtà è una dottrina sulla quale c'è molta confusione, è molto difficile isolarlo, definirlo, ricondurlo ad autori precisi. Huxley attaccava il grande filosofo evoluzionista Spencer, ma in realtà se si studia Spencer ci si rende conto che non è un darwinista sociale in senso proprio. Il darwinismo sociale sarebbe una dottrina che applica al mondo umano, al mondo sociale, appunto la teoria della lotta per la sopravvivenza, l'idea della sopravvivenza del più adatto e quindi anche l'idea della competizione. Sembrerebbe, o potrebbe essere, ci sono varie forme in realtà di darwinismo sociale, sembrerebbe una legittimazione
di coloro che nella società occupano posti di privilegio, di forza, di maggiore ricchezza e, diciamo, un abbandono a se stessi dei vinti e dei deboli. Huxley contesta che l'etica umana possa essere ridotta a queste nozioni dell'evoluzionismo. E Huxley apre la strada a una riflessione più raffinata sui rapporti tra etica e evoluzione naturale, più raffinata rispetto alla semplice contrapposizione di un mondo umano che avrebbe valori propri, spirituali, che trascendono il rapporto con la natura, e rispetto invece alla riduzione della etica, della morale, delle regole umane a leggi deterministiche o comunque a leggi naturali di stampo biologico. Huxley ha un'idea molto più raffinata, dialettica in certo senso, del rapporto tra uomo e natura. C'è una metafora che lui usa che è molto interessante, quella del giardinaggio e dell'orticoltura. Che cosa avviene nel giardinaggio e nell'orticoltura? Avviene l'opposto di quello che avviene nella evoluzione naturale. Nell'evoluzione naturale le piante, i vegetali si adattano all'ambiente, nel giardinaggio, nell'orticoltura siamo noi che modifichiamo l'ambiente in funzione delle specie vegetali che decidiamo di coltivare. Quindi sembra questa una metafora del rapporto antagonistico tra cultura e natura. Ma è davvero un rapporto antagonistico? In fondo ogni specie vivente in qualche modo adatta l'ambiente nei limiti del possibile a se stessa. Il rapporto antagonistico è in realtà il rapporto di una parte rispetto al tutto, di una parte della natura rispetto al complesso della natura. E in fondo ogni specie sotto questo aspetto ha un rapporto antagonistico con quella totalità naturale nella quale la specie è iscritta, ma che in qualche modo la sovrasta e quindi è anche pericolosa e minaccia la sua stessa sopravvivenza. Huxley sottolinea che la morale umana non può essere una morale naturale. E invece Huxley è un autore di grande finezza, la sua prosa è molto bella e la lettura del testo che consiglio, Evoluzione ed etica, è veramente una lettura meritevole di attenzione. Huxley mostra i nostri rapporti con la natura. L'istinto di cooperazione sociale ha degli esempi in molte specie biologiche naturali, la società delle api è un esempio classico, ma anche nello stesso tempo il comportamento individualistico. I grandi predatori o comunque mammiferi, no, che vivono, diciamo, in competizione reciproca e che vivono in maniera solitaria o individuale, non tutti ovviamente. Sono due esempi di quelle due forze che regolano la società umana. Self-restraint da una parte, la restrizione dei propri impulsi egoistici e individuali, l'autocontrollo, e self-assertion dall'altra, l'autoaffermazione. In entrambi i casi queste due componenti di cui abbiamo esempi nel mondo naturale, nella società umana naturalmente vengono trasvalutati, diciamo, vengono trasformati in modo nuovo grazie all'intelligenza. Il nostro autocontrollo non è quello biochimico, per così dire, predeterminato delle api. Le api hanno delle funzioni, hanno dei doveri da svolgere, ma non hanno alcun diritto. Quindi il nostro tentativo di autoregolarci, la nostra etica, è un modo di trovare un equilibrio tra pulsioni naturali, forze naturali, nelle quali anche noi siamo immessi, delle quali siamo espressione, e una costruzione artificiale che è tutta nostra, che è propria della specie. Ma che cosa c'è di strano in questo? Nulla. L'evoluzione biologica comporta stadi e livelli nuovi, comporta, come diceva Huxley, che l'unica cosa
permanente è il mutamento, e quindi che nell'evoluzione sorgano degli stadi che costituiscono anche forme di discontinuità a un certo livello rispetto ai precedenti, in cui l'evoluzione e il tentativo di sopravvivere avvengono in forma nuova. Tutto questo non mi pare contraddittorio, e non pareva contraddittorio neanche ad Huxley con la teoria darwiniana. In fondo stiamo lottando per la nostra sopravvivenza proprio in questo periodo. Che cos'è il nostro sforzo di padroneggiare con l'intelligenza e con la scienza il pericolo pandemico, se non un esempio di lotta per la competizione, di competizione per sopravvivere e di lotta per la sopravvivenza? Naturalmente non dobbiamo estendere questa competizione, questa lotta per la sopravvivenza in maniera anarchica e conflittuale all'interno delle nostre società. Concludo invitando caldamente alla lettura di questo libro, Evoluzione ed etica di Thomas Henry Huxley. Grazie per l'attenzione.